Lia. Cognome. Careddu. Data di nascita. 31/1/1949. Stesso anno della mia mamma. Professione. Sì. Attrice. Segni particolari. Ricercatrice. E tra poco rispiegheremo anche ben trovata cara amica. perché nostra... ricercatrice. Buongiorno Lia. Buongiorno a voi. Ben arrivata, e io provo sempre molto fascino per chi fa il tuo mestiere e poi ovviamente per chi nella carriera ha deciso anche di andare a sviluppare un grosso lavoro di ricerca sui linguaggi della televisione, del teatro, soprattutto del teatro, del cinema ovviamente, e che nasce da una scuola che oggi forse non esiste più, quella del se vuoi lavorare alla radio, visto che hai fatto anche tu la Radio Sardegna, quindi la RAI, Sì. devi essere capace di avere una dizione neutra. Sì. Questo ancora, diciamo, resiste in chi è della old school, scusami se uso questo termine, ma Beh, è la verità. è quello. Oggi sdoganato anche alla RAI probabilmente questo tipo di concetto, no? Certo, sì, no, beh, oramai non è Come più... hai iniziato e da dove parte il tuo amore per tutto questo mondo? Per l'arte. Beh, per il parte teatro. molto lontano, probabilmente parte da una piccola storia di paese, nel senso che io sono nata e vissuta in un paese, Possiamo a sapere. Cagliari sono nata di Surgus Donigala. Cagliari ci sono solo nata perché sono nata in ospedale, quindi sapete che passavano queste biblioteche ambulanti, Sì. questi camioncini che avevano dei libri che davano in prestito alle persone. Ti sto parlando degli anni 50, Sai che li ho 60. conosciuti anch'io, li ho conosciuti anche a Ecco. Sesto. Beh, siete più o meno lì, Sì, Lei 3 è un anni. po' più adulto, Sì, ma io sono più adulto di un paio d'anni. Quindi io ho questo ricordo, ed è la verità, non è un aneddoto così tanto per dire. Ricordo che avevo letto questo libro che era Shakespeare per la gioventù. Mi ricordo ancora il titolo, tra l'altro è un vecchio libro che ora hanno rieditato, che io ho regalato peraltro adesso a mie nipotine, chissà. chissà, per tramandare le buone esattamente. Sono parole. retaggi culturali bellissimi. Sì, era questo libro di un autore inglese che ora mi sfugge il nome, e avevo letto i racconti, perché lì ovviamente era tutto ridotto, c'erano le commedie soprattutto, non tanto le tragedie. E quindi probabilmente lì è scattata qualche scintilla, perché mi era piaciuto talmente tanto questo Ti eri libro. Tu pensa emozionata. che ancora ne conservo, sono passati 60 anni forse, o qualcosa del genere, e ancora ne conservo il ricordo, e probabilmente lì era scattata una piccola scintilla. Io facevo teatro lì parrocchiale ovviamente, come tutti, Esatto. perché c'era un teatrino al mio paese, Sì, tutti i paesi avevano... Diretto dal vedi, parroco. una cosa particolare. Diretto dal parroco. Da noi era Chi è il diretto parroco, il scusi? parroco, il prete, Parroco, casomai. parroco. Beh sì, ovviamente era annesso alla parrocchia, Era la parrocchia però al chi si centro. occupava di teatro era questa maestra d'asilo cosiddetta allora, era lei che animava Spronava, un insomma, po', ecco. ecco. E quindi poi io, appunto, avendo recitato anche in paese, quindi ho, diciamo, la mia passione, probabilmente ho continuato a coltivarla così. Poi da grande sono venuta a Cagliari perché studiavo all'università e avevo letto di questo corso di edizione e recitazione, mi ero iscritta e l'avevo fatto così in maniera molto giocosa, molto... Quel famoso corso che ti permetteva di dire penna, bicicletta, esattamente, quel corso pesca che e ti pesca. pesca, esatto, esattamente, capello e cappello, Esatto, e capendo la sole, differenza. occhi, soprattutto occhi, occhi. perché per noi Occhi. sardi correggere La O chiusa, lo occhi so. è molto Sì, un difficile, po' non è difficile. facilissimo. Poi dopo esatto. ognuno è giusto che arrivi dalla propria terra e parli come Ma con le io parlo inflessioni, indifferentemente però per il chi fa un mestiere- sardo, beh, posso certo. recitare in sardo come recito in Certo. italiano. Però è anche vero che chi fa un mestiere, sceglie di fare un mestiere, poi deve Sì. attenersi a Sì. una regola Certo, fondamentale che Sì, sia quella probabilmente non dell'addizione. puoi appunto recitare Pirandello o Shakespeare dicendo occhi, forse, non lo so. Certo, si recita anche O in per siciliano, esempio- o si per recita esempio- anche in siciliano Pirandello. Tu devi anzi, sapere è che io molto più raddoppio bello. tutto come i sistesi. Io raddoppio tutto quando vado. Pensi a un essere o non essere. Sì. Questo è il problema. Questo diventa un po' chiaro. Oppure essere o non essere. Maremma, cioè voglio dire, ogni Sì, dà dialetto, una diversa- ogni lingua certo. Inclinazioni ha ci delle sono inflessioni, dialettali, dico ma bene. nel teatro e Non è nello possibile, spettacolo non non si è Diciamo, può. per certo Non è possibile. repertorio non è possibile, certo, bisogna poi se avere si parla di un'addizione teatro corretta, su dialettale questo sono sì. o poi- teatro popolare. o carattere di carattere, Certo. allora va bene, È non ci stato sono facile problemi. l'ascesa. Hai trovato difficoltà nella scelta di fare l'attrice
Oppure tutto sommato sei stata subito gratificata da subito? Forse sono stata fortunata, abbastanza fortunata, perché trovano difficoltà palesi. Assolutamente. Sai, adesso sempre di più, tra l'altro, è sempre più complicato, perché allora c'erano le associazioni, c'erano i gruppi e quindi ci si sosteneva a vicenda, c'era un impegno politico, c'erano altri, era un'altra situazione, cioè eravamo proiettati verso il futuro, no? Eravamo proiettati in avanti. Ora diventa sempre più complicato proiettarsi in avanti, ora bisogna vivere la giornata, se ti va bene, e vivere il presente, perché il futuro, ragazzi, come diceva qualcuno, è fantasia. Se oggi chi fa teatro fa molta fatica, però tu hai vissuto in pieno il periodo migliore. Periodo migliore da un punto di vista creativo sicuramente, certo, poi da un punto di vista economico non tanto, vabbè, continuano a persistere i problemi, voglio dire. Il teatro ha avuto sempre grossi problemi. Sempre, lo avrà sicuramente sempre, dal più piccolo al più grande, comunque. Lo diceva anche Albert Tazzi, che è uno dei più grandi della storia, le difficoltà del teatro. Certo. E quindi dicevo, io poi ho fatto questo saggio, mi aveva visto il regista del Teatro di Sardegna, che allora si preparava a fare questa grossa produzione che era su Connotto, che è stata un po' la nostra fortuna, il nostro punto di partenza verso la professione. Su Connotto di Romano Ruiu, no? Sì, di Romano Ruiu e Francesco Masala. Sì, di Francesco Masala. Se non se lo ricorda qualcuno, parlava della questione della faccenda delle chiudende. Della legge delle chiudende, esattamente. Era Carlo Felice, mi pare. La legge del 1820. Era Carlo Felice che aveva suddiviso il terreno. Esattamente, che aveva dato... Sono stati grossi scontri sociali in Sardegna per assolutamente questo. Drammatici, caro Matteo. Certo, perché allora le terre erano comunitarie, erano di tutti, e poi appunto c'era stata questa legge per cui ciascuno poteva accaparrarsi un piccolo terreno, circoscriverlo e farlo proprio. Furono dei privilegi. Sicuramente chi poteva, chi aveva i mezzi, riusciva a circoscrivere i terreni più grossi. Poi i grossi agrari piemontesi o mezzo piemontesi si accaparrarono non solo, ma anche i sardi. Anche i sardi, certo. Senti, prima di andare in pubblicità, è bello parlare di queste cose. Volevo capire, appunto, abbiamo messo ricercatrice nei segni particolari, perché tu hai fatto un grosso lavoro non solo su di te come persona, come attrice, come chi voleva migliorarsi e trovare un ruolo e avere un posto nel mondo del teatro, del cinema, ma sui linguaggi di questi mondi. Cosa ti ha attirato poi per arrivare anche a approfondire questa parte? Perché? Ma perché l'arte è talmente aperta, è talmente ricca di sollecitazioni, di spunti da tutte le parti, che per forza, cioè sono come vasi comunicanti, e non puoi non prescindere dal fatto che c'è anche un mezzo come la radio, per dire, che io ho fatto per tanti anni, quando c'era Radio Cagliari, per appunto prima della chiusura negli anni 90, perché lì si trattava di usare la voce in maniera diversa ovviamente rispetto al teatro, no? Perché è chiaro che in teatro devi portare la voce, mentre un po' come il cinema devi sottrarre alla radio, no? Deve essere tutto molto più pacato, molto più colloquiale, molto più, insomma. Poi abbiamo fatto delle cose, quando fai uno sceneggiato radiofonico è divertentissimo, perché ti devi inventare tutto, ti devi inventare i suoni, perché noi ci inventavamo i suoni, ci inventavamo le chiusure di porte, ci inventavamo tutto e facevamo un po' tutto noi, e questo era l'aspetto, diciamo, forse più divertente. Quegli anni e quella radio degli sceneggiati sicuramente legati alla Rai, che aveva quel tipo di impostazione, ancora oggi forse su Radio 1 esistono, ecco, erano i tempi in cui la radio si immaginava davvero, cioè una voce era solo esclusivamente immaginazione. Oggi la radio è anche diventata televisiva. Noi con questo programma abbiamo preso l'impronta della radio per fare la televisione, quindi in qualche modo abbiamo fatto il contrario di quelli che hanno fatto la radio e fanno la radio e poi ci vanno in televisione, ma prendendo e mantenendo il clock e la struttura della radio, quindi la musica e tutto il resto, le notizie e quant'altro. Noi invece abbiamo preso solo esclusivamente il modello di comunicazione della radio, con gli apparati che fanno radio, ma poi andiamo in onda in televisione. Quindi un po' si è rivoluzionato tutto, no? Cioè è cambiato moltissimo l'aspetto
dello spettacolo anche teatrale. Oggi il teatro è completamente diverso rispetto a prima. Ma infatti vedi, per esempio, il teatro in televisione adesso ha molta più difficoltà ad essere fruito, come si dice, usare un termine brutto, però perché non può essere rilanciato? Pensi che sai, ci siano delle ormai ci sono dei ritmi, lo spettatore ha bisogno di ritmi differenti. Ecco. Ora è tutto molto più veloce, deve essere tutto molto più Questo veloce. confligge con la valenza artistica Capito? della commedia. Sì, io dico commedia, sì. no? E poi ormai siamo abituati a vedere tutto. Capisci? Perché con internet tu vedi tutto, qualsiasi cosa, all'istante, qualsiasi cosa tu voglia vedere, che la vedi subito. Quindi lì invece richiede un'attesa, ci sono dei tempi di attesa, di riflessione, come può leggere un libro, è diverso, cioè è un'altra... Pensa, il teatro ragiona ancora in atti. Capito? No? Sono i tempi differenti, che se tu pensi ci dovremmo riappropriare di quei tempi, perché è inutile questa corsa continua. Allora, quindi la velocità. No, forse è nata. Ma perché cosa? Questa velocità secondo te che era un valore alla fine è a detrimento anche dell'arte? Ma assolutamente. Questa velocità bene le ai tempi era lentezza, il valore era la lentezza. Oggi è tutto più veloce, quindi la velocità non è più possibile che diventi utile questo tipo di comunicazione rapida con quelli che invece sono i tempi del teatro in televisione, soprattutto dove si vuole qualcosa di più. L'ha capita adesso? È tornato da noi in questo mondo? No, l'ho capito. Allora ci fermiamo, perché 20 anni fa c'è la pubblicità. Ha presente quel blocco che si chiama cluster pubblicitario inserzionisti che ci danno da mangiare, se no niente. Lei forse dovrebbe rimanere un po' a dieta, vista la stazza, però esatto. Diamo la linea a loro, poi torniamo prima al telefono con Elisabetta Sanna e poi ancora qui con Lia Carenni. Torniamo al talento e all'arte, alla passione e ai 40 anni, anche 40 anni condivisi col Teatro di Sardegna, perché ragazzi dobbiamo anche parlare di questa realtà che comunque continua a fare e in qualche modo grazie a Dio, nata quando sono nato io, quindi io sono nato 12 settembre del 75. Davvero? Sì, 40 anni deve compiere. 40 anni, però diciamo in questi 40 anni, a parte su Connotto, il Teatro di Sardegna ha visto tanto. Un anno felicissimo, un anno straordinario e strepitoso, quindi per la tua nascita. Quello non lo potevi sapere, ma sicuramente per la verità il Teatro di Sardegna è nato prima come cooperativa, è nato nel 73, anche se viene dal CUT, dal Centro Universitario Teatrale. Quindi è stato fondato da Mario Faticoni. Uno dei maggiori protagonisti è morto, adesso dimmi i nomi, che io li ho conosciuti personalmente, ho avuto dei rapporti con i tuoi colleghi. Mi piace quando lei è preciso nelle informazioni. No, non ricordo adesso, sono passati miliardi. E allora non lo dica. Ma sicuramente uno dei più è Mario Faticoni, quello proprio l'anima. Mitico lui, è il Mario, bisogna riconoscere. Però non è morto Mario Faticoni. No, ma è l'altro, quello che faceva si occupava di tappeti, vendeva tappeti per conto dell'industria. Ah, che bravo, vedi, Franco Noè. Franco Noè è stato anche lui giustamente uno dei fondatori intanto della cooperativa Teatro di Sardegna. Certo. Con Franco abbiamo fatto tanti spettacoli. Io mi occupavo di questi problemi. Mi piaceva. Non era un'informazione, era un quiz. Era un quiz che ha risolto bene Lia. Sono passati 80 anni, che era eccezionale, Franco. Senti, tu ti occupi e ti sei occupata poi nel tempo anche di insegnare, no? Devo dire che non è una mia grande passione, devo dire questo, anche se penso che sia nostro dovere, tra virgolette, trasmettere. Bravo, esattamente, trasmettere la nostra esperienza, il nostro sapere, no? Perché ciascuno di noi è depositario di qualcosa che ha il dovere di trasmettere. Certo. Condivido totalmente le cose che ci dici. A chi lo richiede, a chi lo vuole, a chi vuole, ai giovani, ai meno giovani. È il concetto del progresso, Esattamente, la trasmissione dei saperi. Bravo, trasmissione dei saperi. Guarda, senza prosopopea, ma dei saperi, delle esperienze che abbiamo fatto sino adesso. Credo purtroppo che innegabilmente un'esperienza l'ho fatta, certo. data anche l'età, e quindi la televisione di questi ultimi tempi, non il teatro,
loro, più che la trasmissione dei saperi, è la trasmissione dei sapori, perché è cambiata talmente tanto che ormai vanno di moda i programmi di cucina, e appunto un Dario Fo non si è più visto neanche per sbaglio, un Albertazzi non si è più visto neanche per hanno sbaglio. saturato i gioielli di famiglia, quando sono troppi sono troppi. E quanto era bello anche vedere spettacoli di comici importanti che potevano riempire un palinsesto. Oggi devi andare o a teatro o guardarteli su YouTube. O su YouTube, oppure c'è questo canale specifico, che è questa Rai 5, che devo dire la verità, lì passano delle cose molto belle e interessanti. Sai però è un po' relegato, sono relegati in questi canali che devi cercarli proprio, devi andarli a cercare per poter. È un po' come da quando esiste il digitale per le televisioni regionali, che una volta li avevi sul 7, sull'8 del telecomando, quindi nei primi 9 canali. Non ci capisci più adesso nulla. Canale 19 devi andare a ricordarti che Sardegna 1 sul canale 19. Esattamente, non ci capisco più nulla. Invece prima facevi zapping nei primi 9 ed erano lì. Esattamente. Questa è la grande rivoluzione in peggio. Tu pensa, io che questo è in peggio. Sistemi un pochino mi televisivi. riesco anche a barcamenarmi, voglio dire. Tu pensa alle persone anche Certo. una certa età, una certa età. non sanno dove. Assolutamente brancolano, e infatti questo è il grosso guaio che da quando il digitale terrestre è arrivato, oltre al guaio diciamo del prendere dappertutto. Ci sono zone oscurate, cioè proprio zone dove non arriva niente, non arriva nulla, il nulla proprio. Vabbè, comunque al di là di questo, rimanendo su quello che è il tuo grande lavoro di trasmissione, perché in qualche modo comunque tu hai non solo trasmesso la tua capacità, ma anche appunto dato modo a qualcuno di crescere dal punto di vista teatrale. Se oggi ti trovassi di fronte a un ragazzo che dice: ma sa che io vorrei fare teatro, che consiglio mi dai? Sai che dici una cosa molto carina, perché proprio ne parlavamo ieri, avevamo una riunione col nostro direttore. C'era anche lui, perché per questo. No, ma davvero? Stavo origliando. No, ma sul serio, Matteo, non lo dico. No, ho fatto questa domanda diceva, perché mi incuriosiva. Sì, e mi dice: mi piacerebbe, sai, fare una sorta di che faceste, ci diceva, una sorta di tutoraggio. Cioè scegliere un ragazzo, scegliere un giovane tra quelli che hanno lavorato con noi, oppure anche che non hanno lavorato con noi, e seguirlo così in un percorso limitato nel tempo, ovviamente, oppure anche dipende. E seguirlo e dargli, insomma, aiutarlo appunto a crescere, no, ma anche a creare un piccolo evento, a fare una piccola. Vedi come torna. No, ma io credo non mi che dispiace. Sia giusto, cioè avere addirittura la guida di una figura così esperta come la tua, come i tuoi altri colleghi. Oggi è ancora più fondamentale. Oggi purtroppo siamo in una società dove ti laurei e quel pezzo di carta rimane solo una questione personale, cioè come soddisfazione tua, e non più che possa avere poi un risvolto sociale nel mondo del lavoro. Lo so. Fai un corso di teatro e lo fai sempre perché ti piace a te e per acculturarti tu, o comunque imparare altri linguaggi, come dicevamo all'inizio. Cioè non c'è più una corrispondenza su quello che sono le fatiche che si fanno nel portarsi a casa bagaglio, per poi riproporlo o poterlo utilizzare, che è la cosa più assurda. Tornando alle commedie questo è il problema dei problemi dei giovani di questi tempi, di questa società. Tu dirai: conviene essere vecchi? No. Faresti a cambio con uno di 30 anni oggi? Io sono devo dire la verità, mi sono contenta, ho 2 nipotine. Sai che anch'io, rispetto a lui che è ossessionato dal fatto che l'orologio va avanti, no, vorrei arrestare l'orologio. Io invece vorrei arrestare lei e non l'hanno ancora fatto. Vabbè, con i concetti ci mancherebbe dell'età. No, noi giochiamo e scherziamo sempre molto, per carità. Bisogna alleggerire. Sono per vivere le stagioni. Io credo che sia bello e sarebbe la cosa più credo utile per tutti, vivere bene le stagioni e vivere bene le proprie stagioni, ogni stagione con le bellezze
di quel periodo. Guarda, vivi così puoi raggiungere un minimo di felicità e di allora soddisfazione, che se no quest'età. Io la sto vivendo bene perché grazie a Dio ho una famiglia, sì, certo, che penso sia la cosa poi fondamentale. Tutto il resto sono Figli, nipoti, gli affetti, capito? Ecco, è quello. perché io ogni tanto mi affliggo perché sono È rimasto solo. signorino. Sarà questo, la mia afflizione ecco a questa perché età. sei hai terrore di rimanere solo. Sì, ho anche questa paura. Ma guarda, c'è lui come lui badante. a me come Però mi ha badante, a chiesto Gennaro già- Longobardi come badante. Però mi ha chiesto già in certo, anticipo il malloppo, però. certo. Dov'è l'affetto? Dov'è l'affetto? Questo è un barato selvaggio che confligge Ma con la secondo te- generosità dei sardi per Bacco Scusi, Balcone. stiamo Scusami finendo, questo stiamo finendo. strazio interiore. Secondo te quel mio farti quella battuta ha un senso vero dietro? Sì, ma per tutto favore. vero. Vieni qua, Quando vieni devo qua. morire, me lo dice Vecchio sempre. leone, Sì, vecchio quando devo leone. morire. Ma io ti allungo la vita, come diceva mio nonno, no? Sì, Mio se nonno hai diceva voglia tu sempre, tanto mi allunghi la vita. potessi morire, tu mio nonno toscano diceva ma ti allungo la vita, ecco, vedi, allora. Cinema parlando, per chiudere, quali sono le cose che ti sono piaciute di più di ciò che hai fatto al cinema? Allora, non ho fatto tantissimo, molto devo più dire la teatro, verità. ovviamente. No, ho fatto delle cose da Ibris di Gavino Ledda fino Grandioso Gavino, che salutiamo, Certo. con Gianfranco Caviddu, con Peter Marcias, Amnesia momentanea, vabbè, dai, Amnesia quel gruppo momentanea. lì, quel gruppo lì. Sì, Io mi insomma. dimentico il con 50% i delle registi, cose. con Piero Sanna, che ho fatto La destinazione, che devo dire forse è quello il film che mi ha dato più soddisfazione, che ho fatto con Simone Contu, Triola Babbo. Hai lavorato sì, no, abbastanza. ne ho Hai fatto, lavorato anche ne ho nel fatto. Siamo Bene. già alla chiusura e oltre. Sei impegnata in qualche PIS o PS, come si dice appunto? PS, perché è francese. Esatto. Molti dicono all'inglese, ma è francese. No, lo so, ma infatti lo tengo nei due modi, perché molti dicono No. una pis. Bisogna dirlo Una pis sempre in francese. sembra quasi qualcuno che si è Yes. fatto la pipì addosso. Sì, è una pis. Una PS. Come un funky piece. Ok. Sì, siamo a ottobre. Intanto abbiamo un programma per il prossimo anno molto ricco, molto variegato, tra cui uno spettacolo originale scritto da Michela Murgia, che sarà una cosa molto importante, molto interessante, che fa la residenza, cioè scriverà insieme a noi durante le prove, sarà una cosa importante. E poi riprendiamo Incendi di Vajedi Mouava, di questo autore libanese col quale abbiamo debuttato per il Festival di Filosofia. Andremo al Piccolo di Milano a ottobre. Oh, che bello. Allora, E se quindi vorrai tornare a trovarci nel corso dal 31 di agosto fino Molto volentieri. al resto della stagione, Se voi noi siete così cortesi. felici, no, cortesi, divertiti e compiaciuti della tua presenza e onorati. Rinnoviamo i migliori auguri per la tua Grazie. lunga e Grazie a meravigliosa voi carriera. davvero per la simpatia. Grazie Ciao, a te, cara. a domani, Per l'accoglienza. grazie alla squadra, Cristian Manca, Gianfranco Trudu, il DJ Fabietto, grazie a questo E vecchio contraccambiato? leone. Domani alle 8 l'ultima puntata e poi pausa. Ciao, ciao, buon A giovedì. domani, ciao, alle Sigla. 8 cari amici telespettatori, ciao ciao.